Il professor Paolo Maria Magalda ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1968 presso l'Università degli Studi di Messina. È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina. Ha ricoperto diverse cariche in enti pubblici e in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri. È stato componente dell'Assemblea Generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Messina dal 2000 al 2004. È stato titolare della cattedra di diritto del lavoro alla Facoltà di Economia presso l'Università di Messina. È stato altresì componente dal 2005 al 2007 del nucleo di valutazione di Ateneo, istituito presso l'Università di Messina, ed è attualmente sovrintendente dell'Ente Teatro di Messina per il terzo mandato fino al 2014. La passione per la musica e l'arte gli hanno permesso di distinguersi nelle diverse attività che ne hanno caratterizzato la carriera. Brillante il lavoro svolto in corso quale sovrintendente dell'Ente Teatro di Messina. Premio Orione 2011 al professor Paolo Maria Magalda. Consegna il premio il professor Gustavo Ricevuto, già provveditore di studi di Messina. Vediamo che sono serenità. Non lo so, avete detto voi, non lo so, io mi trovo qui questa sera. Non so che c'entro io. Veramente una cosa è un pastello ruolo. Sì, io bravo per le barzellette, stiamo attenti, stiamo attenti. Io sono più bravo. La fotografia, no? La fotografia con il bacio di Dio. No, il bacio. No, il baciarmi con Gustavo Ricevuto è una cosa che mi fa anche piacere. Vedi? Il teatro, i ragazzi si avvicinano al teatro perché il teatro funziona. Il teatro funziona. Forse è una delle poche cose a Messina che funziona, perché lo devo dire per una cosa. Noi spesso ci dimentichiamo di tante cose. Pronto? Sì. Noi, una cosa incredibile, al Teatro di Messina quest'anno 50 attori messinesi, attori, scenografi, registi, fanno parte del nostro cartellone. Questo è l'orgoglio del Teatro di Messina, perché una cosa è bella. È facile portare uno spettacolo da fuori, pagarlo e tutto è bene, perché questo finisce bene. Ebbene, noi per esempio questa sera e domani e ieri abbiamo avuto uno spettacolo con una nostra veramente attrice meravigliosa, la Depona, va bene, che ha fatto anche le sorelle Fontana, che è figlia del nostro teatro, ha fatto tutto. Questo è l'orgoglio, perché io domani andrò, oggi non posso andare per ovvi motivi, andrò domani, ho telefonato a Federica, il regista è per città, un messinese. Quindi sono tutti messinesi, questo è l'orgoglio. Noi questa sera abbiamo, io sono qui, mi avete rubato alla norma, c'è la norma, in questo momento c'è la norma che oggi è pomeridiana, ma voi capite che la norma ci sono 350 persone che lavorano attorno alla norma, solamente c'è un momento in scena dove ci sono fra orchestra, ci sono 130 persone e sono 130 quasi tutti messinesi. E allora, questa è la realtà del teatro di Messina. Davanti a questa realtà, credete, io c'è un consiglio di amministrazione, lavora benissimo, c'è Gustavo Ricevuto, che credete, non perché è più presente, li ha premiato, è un punto di riferimento veramente importante per il teatro. Di questo io ringrazio pubblicamente Gustavo per quello che sta facendo. Però ecco, noi spesso ci dimentichiamo questa realtà, perché il teatro di Messina innanzitutto fa lavorare in dopo, ma voi
voi capite quello che c'è dietro un'opera lirica come la norma? L'indotto c'è sa, truccatore, elettricista, ma c'è anche chi vende la stoffa, chi vende i costumi, chi vende i trucchi. E allora non è questo che ci cadiamo nel territorio in maniera seria, importante. Devo dire la verità, essere premiato qui questa sera, assieme a, questo veramente mi diventi di orgoglio, spero di non dire, madre coraggio, perché madre coraggio, signora, mi consenta, io la stimo, l'ho stimata sempre per quello che ha rappresentato e per quello che è. E io non posso non essere vicino a lei, ecco, da padre quale sono. E io veramente, Nazareno Saitta, che è un mito per noi, e poi assistente universitario, per noi Nazareno Saitta era un mito. Il dottore Patanelli, che ha salvato mia cugina ultimamente, la figlia di mia cugina, che è una realtà incredibile, perché Messina ha queste potenzialità e di questo veramente, figlioli, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa. Cerchiamo di finirla, noi parliamo sempre male di io vi posso dire con tutto veramente che noi abbiamo, per ora abbiamo un sacco di cantanti, attori, me ne passano tutti i giorni, tutti quanti, sapete che dicono? Che bella Messina, c'è un po' di traffico, infatti quel traffico c'è anche a Roma, a Milano, ma è bella, è veramente bella, e noi non riusciamo a capire l'essenza di questo. Messina è una città bella, noi la dobbiamo amare, perché il problema è questo, quando noi siamo stati, dopo il terremoto, ci sono stati coloro che si sono impossessati della città. Messinesi, svegliamoci per favore e facciamo rivivere la città di Messina, e il teatro sta facendo questo. Vorrei riprendere le parole del presidente dell'associazione Messina Web Youth, che nel delineare gli ideali dell'ente ha parlato di diffusione della cultura nel mondo giovanile, di ampliamento della sua conoscenza attraverso i contatti tra le persone, gli enti e le associazioni, della sua importanza di proporsi quale luogo di incontro e di aggregazione nel mondo di interessi culturali.